Va ora in onda la rassegna stampa. Cari gattini irriverenti, un cordiale buongiorno da Sammy Varin, anche in anticipo ragazzi, cazzeggio per 30 secondi, non sono ancora le 7:30, buongiorno, buon risveglio da Sammy Varin, certo, siamo a metà ottobre, 15 ottobre 2024, il tempo passa, il tempo vola, il buongiorno si sente dal Varin, anche quest'oggi ci tocca la rassegna stampa e ci toccherà per molto tempo. Spero di fare felici i miei storici ascoltatori, fine anni 70, ce n'è ancora qualcuno vivo, spero di sì naturalmente, ma soprattutto voi nuovi ascoltatori che per caso girate tra la banda DAB e scoprite una radio che parla, ci chiamiamo Radio Libertà e significa proprio libertà di parlare, di dire ognuno quello che pensa. Radio Libertà si ascolta in tutta Italia nella banda DAB dell'autoradio. Ci si sente anche in televisione sul canale 252 del televisore. Si può scaricare la app di Radio Libertà sul vostro cellulare e ascoltarci ovunque, anche in metropolitana. Potete ascoltarci sul sito radiolibertà.net e perché no su Facebook, su YouTube cercando Radio Libertà, anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e salutiamo gli amici leghisti celoduristi. Cosa si fa di bello? Si fa il punto della situazione e notizie attraverso i quotidiani del mattino, ma cosa importante per me, sentiamo le vostre voci. Storicamente Sammy Varin è uno che parla, ma soprattutto uno che ascolta. Quindi più tardi apriremo le linee allo 0292947222, mentre è già possibile inviare WhatsApp al 340 67 09 659. Prima di tuffarci nella carta stampata un'occhiata alle agenzie, l'agenzia ANSA apre quest'oggi con la manovra, blitz del governo, stretta con le banche, va al Consiglio dei Ministri con un documento programmatico di bilancio, arrivano i tagli per i ministeri e leggeremo sui quotidiani come ci sia il fuggi dei ministri che appena vedono Giorgetti, devo andar via un attimo, ci vediamo più tardi, eccetera. Perché? Perché Giorgetti ha promesso tagli ai ministeri. Sempre su ANSA, l'ira di Israele, dura risposta ai droni di Hezbollah, ucciso un capo di Hamas tra le menti degli attacchi del 7 ottobre. Ci spostiamo sul sito del Corriere, anche qui si apre con la manovra, oggi il via al Consiglio dei Ministri, poi la pubblicità e poi pensioni, cuneo bonus, flat tax, le misure. Meloni, catasto, giusto rivedere le rendite. Il governo accelera l'iter della legge di bilancio che a sorpresa sarà già oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, assieme al documento di programmazione e alla DL anticipi con misure urgenti in materia economica e fiscale. Subito sotto l'interrogatorio di Rezza, Manuel, ho saputo da TikTok che era morto, ero vuoto, mio padre diceva sarà stato un altro, e poi il suicidio a Senigallia, si spara a 15 anni con l'arma del papà, Leo era bullizzato a scuola, l'hanno voluto distruggere. Su tutti i quotidiani si parla quest'oggi, hanno anticipato ieri Repubblica e La Stampa, di ciò che accade in Albania, materassi impacchettati, abiti puliti e pasti precotti nei blocchi dei migranti in Albania. Rama, è tutto di competenza italiana e leggeremo più tardi l'intervista al premier albanese sul quotidiano La Stampa. Vediamo come apre il sito elettronico di Repubblica. Migranti in Albania, il grande bluff, solo in 16 sulla prima nave, è troppo pochi e naturalmente anche qui come funzioneranno i centri con tutti i benpensanti che dicono trattamenti disumani spostati all'estero perché il governo non vuole testimoni. Albania, sbarre alle finestre, droni e poliziotti nel centro che aspetta i primi esiliati. E poi naturalmente la manovra, la scelta dei tagli affidati ai ministri, per la sanità 3 miliardi in più. Blitz di Meloni su Salvini e Tajani e Giorgetti chiede 4 miliardi
alle banche. I conti correnti spiati, le verifiche sul Quirinale, già, perché pare anche il Presidente della Repubblica spiato, ma no, non è vero, ma forse un po' prima aveva spiato anche lui. Pensate che ci sono i VIP che chiedono i danni, non la povera gente, perché non c'era proprio niente da vedere. I VIP chiedono i danni a quel povero bancario che era malato, perché sono tutti malati, psicologicamente malati, gente che fa queste, ma non ha ucciso nessuno, ha soltanto guardato, i guardoni sono altrettanto complici. Torneremo certamente sull'argomento, certo. Intanto passiamo alla carta stampata, vediamo un po' come apre il Corriere in versione cartaceo e vediamo migranti, prima nave verso i centri in Albania, Mattarella, l'accoglienza impegno permanente, approderà domani in Albania il primo carico di migranti bengalesi ed egiziani, tutti uomini, che occuperanno i centri allestiti da Jadè a Shenglin in base all'accordo tra Roma e Tirana. Diventano così operativi i 2 centri per il rimpatrio dei migranti. L'opposizione, soldi buttati. L'accoglienza, impegno permanente e il monito del presidente Mattarella. Il premier albanese Rama, il limite è di 3.000 persone. Ospiteremo 3.000 migranti, questo è il limite. Il premier albanese di Rama spiega come funzionerà l'accoglienza nel suo paese. L'accordo non si estenderà oltre l'Italia, con voi c'è un legame particolare. In centropagina, catasto e tagli, ok del governo, in Consiglio dei Ministri oggi anche la manovra e il decreto fiscale, sia ai contributi dalle banche e ai risparmi nei ministeri. Vertice con Meloni, passa la linea Giorgetti, rincari per chi usò il super bonus. Tan, ta, da, dan. Avete ancora sul cappotto, vi state guardando il bel cappotto, non che avete su voi, ma la vostra casettina? Ci sono i rincari, ma non certo perché l'avete rifatta con i nostri soldi, semplicemente per il fatto che la vostra casa ha acquisito un'importanza maggiore, è passata di categoria, ma questo sarebbe successo qualunque lavoro voi aveste fatto di importante nella vostra casa. È solo che c'è la polemica, il nostro paese è il paese delle polemiche. Oggi la manovra Consiglio dei Ministri, via libera su catasto e tagli. Dopo il vertice con la premier Meloni arriva il sì alla linea tracciata dal ministro dell'economia Giorgetti. Al summit presenti anche Salvini e Tajani, rincari per chi ha usufruito del super bonus. Naturalmente di spalla sul Corriere, suicida a 15 anni con la pistola del padre, colpa dei bulli. Lo avevamo visto ieri nei lanci ultim'ora, questo bambino che girava per il paese con la pistola e tutti chiusi in casa. Alla fine si è suicidato a Senigallia il quindicenne che era scappato da casa con la pistola del padre. Il ragazzo subiva atti di bullismo, si era confidato con i genitori, la madre aveva denunciato le violenze ai carabinieri, il padre del giovane che si è tolto la vita è un vigile urbano. Questo sul Corriere, la prima pagina del Corriere. Passiamo a Repubblica, arriva la nave arriva la nave. Albania, la nave dei 16 migranti. La corvetta militare libera arriverà domani nel porto di Schengen con pochi profughi a bordo, selezionati in alto mare. Ragazzi, selezionati accuratamente. Von der Leyen approva l'operazione di Meloni, la Schlein accusa soldi buttati potevano essere spesi per la sanità. L'alto là di Mattarella, l'accoglienza è un'attività permanente. Leggiamo qualche riga dell'inviato Davide Carlucci. Qualche quadrato di cielo potranno vederlo dalle sbarre i primi migranti incarcerati all'estero dallo Stato italiano e anche piccole porzioni delle colline verdi di pini e macchia mediterranea che sovrastano Jadè, il villaggio contadino albanese dove ora sorge il primo centro di trattamento in terra straniera nella storia della nostra Repubblica. Nelle celle ci finiranno se commetteranno reati.
e questo è quasi sicuro per l'amico di Repubblica. Chi lo sa? Ministeri, ecco tutti i tagli, 4 miliardi dalle banche, soldi, soldi, soldi. Dove prendiamo questi soldi? Ancora aperto naturalmente il quiz per tutti voi, cari amici. Se avete delle idee, portatele a noi che le trasportiamo in Consiglio dei Ministri in meno di un secondo. 340 6709 659 il numero di WhatsApp di Radio Libertà, 340 6709 659. Date un'idea al ministro Giorgetti, un'idea che possibilmente non abbia già. La manovra sarà presentata oggi in Consiglio dei Ministri dopo il blitz di Meloni sui vice premier Salvini e Tajani. Il ministro dell'economia Giorgetti tratta con le banche. Agli istituti di credito ha chiesto un contributo di 4 miliardi in 2 anni. Dalla scuola all'ordine pubblico sono previsti tagli per tutti i ministeri, per la sanità ci saranno 3 miliardi in più. In più, bisogna specificare, in più, d'accordo? Oh, siamo tutti d'accordo e mi fa piacere questa cosa. Andiamo sul quotidiano La Stampa, anche qui naturalmente tutti in allarme perché arrivano i migranti, ma non arrivano da noi, una volta tanto che non arrivano da noi. Primi migranti in Albania, la Schlein, sono deportati. Su una nave della Marina 16 tra egiziani e bengalesi, Mattarella, accogliere un dovere. La Schlein dice ancora sono deportati. C'è tutto ieri che va avanti, sono deportati, sono deportati. Qualunque cosa chiedi alla Schlein, lei risponde sono deportati. L'intervista a Rama quest'oggi sul quotidiano La Stampa dice scelta umanitaria, dopo ve la leggo. La von der Leyen addirittura si spertica, è un modello. E poi il reportage di Niccolò Zancan, gabbie, fossi e tute nere, ecco la prigione Jadè. I letti a Castello sono ancorati al pavimento, anche i tavoli, anche le sedie. Non ci sono prese di corrente, solo ingressi USB per i telefoni. Perché? Per ragioni di sicurezza. E mica scemi, insomma, ci siamo già passati tante di quelle volte, ragazzi miei. A quelli girano le balle come niente fosse. La tragedia di Leo, tormentato dai bulli, si uccide a 15 anni con la pistola del papà. Dal secondo giorno della nuova classe avevano iniziato a sfotterlo per il suo cognome. Gli strizzavano i capezzoli, lo colpivano nelle parti intime. Allora, diciamo che queste cose c'erano anche prima. Io non lo so quanto grandi siete, quanti vecchi Varin quando era piccolino ci facevamo gli scherzoni facendo, posso dirlo, ma certo lo dico, tetta nera, okay? L'avete vissuto anche voi il periodo di tetta nera che ti strizzavano i capezzoli? Non era piacevole certamente, ma si scherzava, si rideva, si deglutiva e se lo faceva a me io poi cercavo di farlo a te. Che cosa sta cambiando? Ci stiamo chiedendo che cosa sta cambiando, ma ce lo chiediamo, da mesi, da anni, ormai da qualche decennio. Sta cambiando, il mondo intorno a noi, gli scherzi non sono più ritenuti tali, vengono amplificati dai social, vengono amplificati da noi stessi che probabilmente, non ci accontentiamo più dello scherzo momentaneo. Anche qui naturalmente una riflessione che vi invito a fare mentre io parlo, blatero, ciancio, inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Dove stanno andando i nostri rapporti interpersonali tra grandi e tra giovani, soprattutto quelli tra giovani. Il resto del Carlino, blitz di Meloni, subito ok alla manovra, titola il resto del Carlino. La Premier accelera sulla legge di bilancio, questa sera al via libera. L'obiettivo è disinnescare gli scontri sui tagli tra i ministri. Nel pacchetto riduzione del cuneo e dell'IRPEF, sostegni alla natalità, misure sulle pensioni, aiuti dalle banche, ma nessuna tassa. In centropagina sul quotidiano Il Resto del Carlino, basta un no per uccidere. Anche qui rapporti personali. Rozzano, l'interrogatorio del killer, ho rovinato 2 famiglie. La criminologa, sempre più omicidi
per provare un brivido, perché altrimenti la vita è noiosa, altrimenti non si prova più nulla, punto di domanda. Andiamo avanti, ancora prime pagine signori, perché tra pochissimo poi ci tuffiamo all'interno dei quotidiani, non posso non farvi vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, a cui vogliamo assolutamente bene. Radunata sediziosa a Palermo all'udienza Open Arms, Salvini si porta i ministri in piazza contro i giudici e con Salvini c'è la banda dei ministri leghisti con in mano il cartello "La legge non è uguale per tutti", quindi non si può assolutamente protestare, dobbiamo accettare, come fossimo siciliani, no? Accettiamo quello che accade, che facciamo? Non facciamo niente, stiamo qui così ragazzi, alzare la testa, ribellarsi democraticamente anche soltanto con un cartello, mi raccomando. E mi raccomando significa che lo facciamo anche noi di Radio Libertà, da sempre portiamo avanti le vostre idee e da sempre diciamo quelli che sono i nostri dubbi. A proposito di dubbi su quello che accade, la strage di Erba. E sapete, ormai pare che non ci sia più niente da fare, devono stare dentro, sono colpevoli, è tutto finito, non si può più fare niente. Tutti gli ultimi aggiornamenti sull'evoluzione di quanto si sta facendo per far uscire dal carcere, sarebbe bello, Rosa e Olindo, oggi con Giulio Cainarca, perché dopo Sammy Varin che fa la rassegna stampa, tocca, dopo il liberamente di Sallusti, a Giulio Cainarca e Minimo. Oggi uno special sulla strage di Erba, quindi seguite la mattinata perché sarà piena di emozioni, quelle vere, quelle importanti, quelle che magari sugli altri canali vengono zittite. Andiamo a fare un giro anche sul quotidiano Il Messaggero, che apre con decreto su tasse e pensioni. Il governo accelera. Oggi in Consiglio dei Ministri la manovra da 25 miliardi, subito 2 miliardi per l'adeguamento degli assegni e detrazioni fiscali. In arrivo la misura sulle banche. Anche qui, in Albania i primi migranti, polemica, ma l'Unione Europea approva. Mattarella, accoglienza e solidarietà alla base della Costituzione. Il primo trasferimento suscita già furiose polemiche. Sono 16 in tutto, 10 bengalesi e 6 egiziani. I primi migranti a bordo della nave Libra della Marina Militare diretta in Albania, dove sono stati appena aperti i centri sotto la giurisdizione italiana. Erano partiti dalla Libia, il primo barchino da Sabra, il secondo da Zuara, entrambe località della Tripolitania, ed erano convinti di arrivare in Italia. E invece, domenica sera, sono stati intercettati dalla finanza mentre navigavano verso Lampedusa. Ti immagini questi che dicono no Albania, Italia, ma no, gli avranno detti che li portano in Italia, no? Venite via, sì, vi portiamo Italia, e poi beh, un po' ci assomiglia l'Italia all'isola di Lampedusa, magari, si scherza naturalmente, si sdrammatizza il momento, ma io vi do il mio parere, sono segnali importanti che bisogna dare a chi vuole partire, è ancora lì pronto a partire, se ne frega assolutamente di leggi, vuole migliorare la sua vita non rispondendo a nessuna legge. E questo non si può fare, bisogna farglielo capire con le buone, assolutamente sì, soltanto con le buone. Di cattivi ce ne sono fin troppi al mondo, con le buone a queste persone. Speriamo di riuscirci, speriamo davvero di riuscirci. Dove andiamo? Andiamo sul quotidiano La Verità e certamente, dai, ci viviamo noi nella verità, la verità di Radio Libertà. In centro pagina La Verità è l'unico quotidiano che parla di Covid, di Green Pass, di tutto quello che sta succedendo su questo fronte. Bene, un giudice smentisce la consulta.
illegale il Green Pass per lavorare. Insomma, un po' alla volta emergono pezzi di verità sul Covid. Dipendente di Montepaschi vince a Siena la causa contro la banca che lo aveva sospeso. E sì, nella sentenza si spiega che già nel 2021 c'erano le evidenze scientifiche che il vaccino non impediva affatto il contagio. Se siete interessati, ribadisco e disco riba, oggi il quotidiano La Verità, l'unico che tratta questi argomenti. Intanto Giuli fa capo il gay dello scandalo, elettori di centrodestra furibondi, fare capo il gay dello scandalo, capo, qui si parla di cultura, ragazzi miei, signori, io oggi voglio essere buono, ci stiamo avvicinando a Natale, siamo già a metà ottobre, che cavolo, non pensate al Natale, che regalo fate a Natale? C'è gay e gay. Dipende quanto sei gay. Uno è gay e non te ne accorgi neanche. C'è gay e gay, ok? Mi sa che non hanno mica capito gli ascoltatori. Avete capito? Fatemelo sapere. 340-6709-659. La mia rassegna stampa si fa così. Io tra poco inizio a leggere i WhatsApp che arrivano su qualunque argomento vi interessi. Nonostante le polemiche di questi giorni, ieri mattina Alessandro Giuli ha nominato l'attivista LGBT Francesco Spano capo di gabinetto del Ministero della Cultura. Uno già pensa al gabinetto, dice chissà se è per maschi o per femmine, questo ma fate gli spiritosi. Una mossa che ha sconcertato larghi settori della maggioranza e il mondo cattolico, in particolare Provita, sì Provita devo dire che è esagerano a volte un pochettino, però vogliamo bene anche a loro, ci mancherebbe, come a Tajani, forse un po' di più. Provita ha parlato di un'indecenza politica che tradisce il patto di coerenza tra la maggioranza di governo e gli elettori, che non hanno votato Fratelli d'Italia per veder tornare in un ruolo chiave un funzionario di area PD travolto dallo scandalo dei finanziamenti alle associazioni LGBT quando era direttore dell'UNAR. Ah, vedete che c'è gay e gay, E insomma, staremo a vedere. Intanto, altra cosa, uno dice, poi posso capire che Giulio Cainarca era anche un po' stanchino di questa rassegna stampa, perché poi dopo tutte ste notizie te le senti sul groppone. Io sono ingrassato di 2 chili da ieri che ho cominciato a condurre la rassegna stampa di Radio Libertà. Un ex della Boccia rivela, signori, tenetevi forti, lo so, state pucciando il vostro biscotto nel caffè latte, puccia e mangia, perché un ex della Boccia ha detto cuscino sotto i vestiti per fingere la gravidanza. Sapevamo tutti che indossava un cuscino per simulare la pancia e noi la secondavamo. Lo dice alla Verità un ex fidanzato di Maria Rosaria Boccia, mi piacerebbe conoscerlo, che sulle imprenditrice che ha inguaiato il Ministero San Giuliano rivela anche voleva entrare nel mondo della politica o destra o sinistra, per lei era uguale. Vabbè, insomma, sono quelle robe che succedono sono in Italia, no, non solo in Italia, però in Italia fanno più notizia. Andiamo sul Giornale, la svolta sugli sbarchi, migranti in Albania, titola il quotidiano Il Giornale. E poi la rivoluzione Meloni, la nave Libra porta i primi 16 clandestini nei centri appena aperti, la von der Leyen, lezione per l'Unione Europea. Insomma, il centro per migranti è pronto. Sono 16 i migranti a bordo della nave Libra della Marina Militare diretta in Albania, dove saranno trasferiti nei centri aperti sotto la giurisdizione italiana 10 bengalesi e 6 egiziani. Ma chissà se li intervisteranno, i primi che lei è contento, guardi che bel posto, c'è anche l'aria condizionata, ho detto a mia moglie ieri sera e mi ha guardato come dire leghista, razzista, che non va. L'ho selezionata accuratamente, mia moglie, è famiglia Lega, di Cassano Magnago, dove è nato Umberto Bossi, eccetera. Mi guarda male. Ipotesi 3 miliardi per assumere nuovi medici, manovra si tratta su banche, sanità e tagli. Oggi anche la legge di bilancio all'esame del CDM, il nodo extra profitti.
Matti. Questo il quotidiano Il Giornale, che poi rivela anche della sentenza in Cassazione l'accanimento su Berlusconi, pensate un po', riaperto il processo Ruby-Ter. Roba da matti. Scendiamo ancora prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e mi raccomando fate le vostre richieste. Se volete un quotidiano in particolare che Sammy Varin esplori, scrivete al 340 6709 659, ripeto 6709 659, prefisso 340, prefisso, che bello questa denominazione del prefisso. Sul Libero, lotta agli sbarchi, si comincia, vai, pompa, il migrante, pompa, primi migranti in Albania, missione da chiudere invece, riportati a casa i nostri soldati. Quante volte vi siete domandati, ma questi soldati in Libano che cosa fanno tutto il giorno per mesi e per anni? Nelle basi in Libano si rischia la vita per niente, scrive quest'oggi il quotidiano Libero. Hezbollah costruisce bunker a 2 passi e usa gli italiani come scudi umani. Chiaro che qualcuno se lo chiede, dice ma questi soldati italiani, non italiani, che hanno di fianco gli Hezbollah che sparano e che... Ma non si sono mai accorti di niente? Le regole d'ingaggio, insomma. Meloni pronta a volare in Medio Oriente, forse andrà a Beirut. Poi l'editoriale di Mario Secchi che torna su un argomento nostrano, le polemiche su Stellantis, che vuole ancora soldi dal governo, e sapete che la Lega sta facendo un'operazione chiarezza, un'operazione verità su questo fronte. Quanti soldi abbiamo dato alla Fiat in questi decenni e non ci sono mai tornati indietro, perché poi cucù se n'è andata via e adesso minaccia addirittura di licenziare. Già, Mario Secchi scrive così: Stellantis licenzia, prove generali del caos sociale. Dai, alla fine Carlos Tavares ha detto che Stellantis potrebbe ricorrere ai, lo ha detto, licenziamenti. Il manager dice di non essere un mago, ma al volante c'è lui e il suo stile di vita fa venire il mal d'auto. Al Salone di Parigi Tavares parlerà in 5 eventi pubblici, speriamo trovi il tempo per riflettere, perché i suoi piani sono oscuri. Quando afferma che il passaggio dal motore endotermico a quello elettrico deve procedere rapidamente, ha in mente l'aumento costi per mantenere la doppia produzione dei propulsori e il rallentamento degli investimenti statali sulla transizione. Ma i suoi calcoli finanziari, errati visto l'allontanamento del capo della finanza di Stellantis, si scontrano con la realtà dettata dai consumatori che non comprano l'auto elettrica, dai concessionari che non riescono a venderla, dai governanti che prima hanno pompato la rivoluzione elettrica e ora si rendono conto dei rischi letali per l'occupazione. Nessun paese al mondo può reggere l'urto di un crollo dell'industria dell'auto. Basta ricordare cosa è successo durante la crisi finanziaria che travolse i colossi americani delle 4 ruote e diede nel 2009 a Sergio Marchionne l'occasione per fare il suo colpo da maestro, l'acquisto di uno dei simboli di Detroit, la Chrysler. 2 anni dopo, nel 2011, Marchionne pronunciò sul futuro dell'auto parole sagge e regolarmente inascoltate. Il numero 1 di Fiat Chrysler avvisò i naviganti, citando Bruce Springsteen: siamo a un miglio dall'inferno. E poi lanciò una profezia: tutto lo sforzo normativo per promuovere l'auto elettrica porterebbe solo a un aumento dei costi, senza nessun beneficio immediato e concreto. Per ogni 500 elettrica venduta negli USA perderemo circa $10.000. 13 anni fa Marchionne indicò il cortocircuito ideologico che avrebbe sviluppato l'incendio. Tavares è in mezzo al fuoco, lo ha alimentato, non sa come spegnerlo e ora, proiettando l'ombra dei licenziamenti, fa le prove generali del caos sociale.
Questo è l'editoriale di Mario Secchi, quest'oggi sul quotidiano Libero, che parla anche di Zoff. Zoff prende a manate lo Spalletti pacifista. L'ex portiere, facile parlare, meglio stare lontani dalla politica. E poi naturalmente anche qua in questi giorni si è tornati a parlare del Baesian, il Baesian segreto, l'inchiesta sull'affondamento dello yacht, e qui potete vedere quest'oggi sul Libero gli interni da sceicco, i documenti e gli 007, tutte cose assolutamente interessanti e che uno giustamente è un po' curioso e la curiosità è tutta quanta nostra. Abbiamo ancora 2 minuti, certo, tra pochissimo c'è la pausa, perché ogni mezz'ora Sammy Varin fa una pausa con un artista indipendente. Oggi il Tempo titola Striano and Company spiavano i conti di Salvini, l'inchiesta sui dossier. Il vice premier nel mirino degli spioni dopo l'Expo alle elezioni. Così il finanziere ha fotografato i bonifici dal partito al segretario per gonfiare l'inchiesta dei 49 milioni del Carroccio. Vi è venuto anche voi qualche dubbio su sta storia dei 49 milioni? Non ditelo a me che ci lavoro in via Bellerio. Sta venendo fuori pian piano una certa verità che fa arrabbiare, fa arrabbiare. Sì, sì, sì. Sempre sul Tempo, di spalla a sinistra, sinistra, naturalmente sinistra, sinistra, sinistra Propal. Bibi è un criminale. Schlein shock su Israele e la sinistra ha 5 mozioni. Ellis Line schiera il partito e mette in minoranza i Dem, ora appoggiano Tel Aviv. Che Meloni, oggi Meloni alle Camere con le opposizioni divise. Insomma, i Dem virano verso Hezbollah. Schlein grida Netanyahu criminale, chiede lo stop alle armi a Israele. Oggi Meloni alle Camere trova le opposizioni divise. Ma quanto divise? Ci torniamo tra pochissimo. Il tempo di ascoltare una bravissima pianista di nome Fiamma Velo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
La seguiamo da tanti anni, sto parlando di Fiamma Velo, dolce pianista, da giovanissima, aveva poco più di 20 anni, adesso forse ne avrà una trentina, nata a Campo San Piero, siamo in provincia di Padova, è cresciuta invece sulle Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, adesso milanese d'adozione, dopo essere entrata nell'accademia del maestro Roberto Cacciapaglia, non si è più fermata. Fiamma Velo, questa è la sua ultima produzione, The Cat and the Stars, e Fiamma Velo ci spiega con la sua voce di cosa si tratta. Ascoltiamola. The Cat and the Stars, ovvero Il gatto e le stelle, è un brano che ho composto per felt piano a 4 mani, come le 4 zampe del mio gattino Vivi che me lo ha ispirato. Infatti con questo brano ho voluto descrivere il momento in cui ho incontrato questo mio piccolo assistente, ovvero il 10 agosto del 2020, esattamente il giorno dopo la notte delle stelle cadenti, e per me è stata come la realizzazione del desiderio che avevo espresso la sera prima. Dunque ho realizzato anche un videoclip ufficiale su YouTube dove potete vedere i vari flash di quando lui era piccolo piccolo, fino ai flash di oggi dove mi assiste al pianoforte mentre suono, compongo musica, e anche qualche flash dove tuttora sembra ammirare le stelle che io dico sembra l'abbiano portato a me. Cercatela, è Fiamma Velo su YouTube, The Cat and the Stars, c'è questo bellissimo video con il suo gattino e chi vi parla di gatti neri ne ha ben 3. Il buongiorno si sente dal Varin, 7 minuti dopo le 8 del mattino, certo sono proprio io, Sammy Varin. In questo periodo sostituisco Giulio Cainarca, perché per me è una sostituzione, è insostituibile Giulio Cainarca, ma lo sto facendo. Lui arriva subito dopo di me e alle 9:30 l'editoriale di Sallusti, alle 9:40 la chiacchierata e non mancherà quest'oggi di fare il punto della situazione con le notizie che non trovate da nessun'altra parte in compagnia del senatore Claudio Borghi Aquilini con Scuola di Magia e poi arriva appunto Giulio Cainarca con la nuova trasmissione Auto da Fè che quest'oggi parlerà della strage di Erba, le ultime novità sulla strage, intervistando gli storici avvocati, da non perdere subito dopo l'appuntamento con Claudio Borghi Aquilini. Intanto, mamma mia, quanti WhatsApp che mi avete scritto. Sammy Varin, l'hai detto tu di scriverli. 3406709 e vediamo un po'. Ah, ma Giulio non ci sarà più, chiedo. Spero torni presto. No, non è mai andato via. Giulio Cainarca semplicemente fa la parentesi dopo degli approfondimenti. È una barzelletta quella di dare un'idea al ministro. No, è tutto vero ed effettivamente guarda qua che ne arrivano, assolutamente. Taglia le banche a go. Vedo sì, mi fa piacere, siete d'accordo con me. Purtroppo è una soluzione che bisogna per forza portare avanti. Buongiorno Sammy, ascolta, potresti dire a quelli di Repubblica che quando si disperano, no scusa, quando mi disperavo per il loro sciopero, stavo scherzando, se volessero scioperare più spesso non ci offendiamo. Caro Stefano, io ero disperato davvero, perché il sito di Repubblica è uno di quelli che tengo sempre aperto perché fa più arrabbiare. Quel giorno che hanno scioperato e quei giorni, è stato più di un giorno, è stato davvero terribile. Visto che per la Serracchiani i centri di raccolta albanesi sono prigioni e campi di deportazione dove circola troppa aria condizionata e i clandestini si beccano il raffreddore, allora propongo di spedirli tutti nel salotto della parlamentare Pidiota. Marco da Milano, ma che colazione hai fatto questa mattina? Se il bersaglio degli scherzi è sempre la stessa persona quotidianamente, non è più uno scherzo dove si divertono tutti, vittima compresa, scrive ancora Marco. È vero, a proposito appunto di quel ragazzino che si è tolto la vita. Quando si scherzava ai tempi, a un certo punto si smetteva. Ciao Sammy, una nave per 16 clandestini, non oso pensare al costo, una motovedetta bastava per portarli in Albania, tanto paga pantalone. Meditazione interessante. E se tagliassimo le spese uscendo dall'ONU
Per cominciare, ovviamente, scrive Silvio da Torino, c'è Vannacci con Rizzo che stanno bussando? No, aprili pure, Vannacci, il generale Vannacci con Rizzo insieme. No, va bene, apri che ne parliamo. Ok, stanno scendendo le scale, perfetto. Salve! Berengario in Subrico saluta e dice: con Gay and Gay è tutto ok. E poi ancora chiede: ripristinare i MAV e i RAV per la pubblica amministrazione. Per 6 euro di assicurazione scolastica ho pagato 2,5 euro di commissione bancaria. Sì, questo è uno di quelle cosettine che bisogna portare avanti. Giorgetti, aiutaci tu, e nel senso che ce li aumenti? No, ecco, e uno pensa, pago elettronicamente, no? Così risparmio. No, era meglio andare al bar, perché molto spesso si paga di più, però non ti muovi dal divano. E dai, insomma. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno Sammy, Hamas che si nasconde sotto gli ospedali e le scuole, Hezbollah che sta nei pressi di UNIFIL. Sinceramente non ci posso credere, ma se fosse vero, noi poveri tapini cosa dobbiamo pensare? Vero, no, soprattutto che UNIFIL non si accorga che c'è Hezbollah lì di fianco, è vero. Buongiorno Sammy, posso finalmente risentirti? Benvenuto nella rassegna stampa e un grazie a Giulio per tutte quelle mattine che ci ha tenuto compagnia. Daniel dal Lago di Seo. È vero Daniel? Sì, perché ci sono quelli che in effetti magari possono ascoltare la radio solo quelle poche ore la mattina e si erano persi Sammy Varin che era in onda dalle 13 alle 15. Io storicamente ho fatto la mattina, ma 10 anni fa facevo il Padania sveglia dalle 6 alle 7 e mezza del mattino, poi mi sono spostato nel primo pomeriggio e dalle 13 alle 15 posso capire che uno magari abbia impegni gnam mangerecci. Sì, in questo periodo storico io faccio dalle 7:30 alle 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, ma tranquilli, la nostra radio è una radio sempre dinamica, in movimento, e chissà che succederà in futuro. Succede che diamo una sbirciata alle agenzie per vedere che cosa sta succedendo. Non succede un granché e la cosa ci fa soltanto che piacere, perché quando succede qualcosa succedono cose gravi. Prima di tuffarmi all'interno dei quotidiani vi leggo la prima pagina del Foglio, perché il Foglio prevede e stravede che cosa succederà oggi in Parlamento. Lo sapete, arriva la Meloni. Ecco la Meloni in Parlamento, cronaca preventiva di cosa accadrà oggi. Pipponi della sinistra e faccine della Premier. Salvatore Merlo prevede e stravede che questa mattina la Presidente del Consiglio sarà in Parlamento per fare delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre e noi già siamo in grado di raccontarvi cosa accadrà per filo e per segno. Il bello delle relazioni di Giorgia Meloni in Parlamento è infatti la scia di ineluttabilità che le accompagna, un collaudato cerimoniale nevrotico. La Presidenza del Consiglio farà il suo ingresso puntuale in aula, leggerà un intervento dai toni precisi e istituzionali, poi parleranno i gruppi, quelli di maggioranza, specie i Fratelli d'Italia, le faranno dei complimenti smaccati. Lei per noi è un padre, io segretamente la chiamo mamma, senza di lei la vita che sarebbe, la bontà, l'amore e la giustizia dov'erano prima che lei nascesse, talmente troppo che la Presidente comincerà a fare ampi gesti con le mani, e già accaduto. Gli stessi segni del vigile urbano quando ferma le automobili, anche meno vi prego. Poi toccherà le opposizioni e giù con la deriva autoritaria. I poveri immigrati in Albania, dei diritti ne vogliamo parlare? Manco in Corea del Nord succedono queste cose. Renzi dirà di Arianna Meloni, il PD del ventennio mussoliniano e di tante altre cose che per ascoltarle bisogna usare il collare di Sandoz, quello che adoperano i malati di artrosi per tenere ritto il collo,
altrimenti la testa cade giù come una pera sullo scranno o, se si sta a casa, sul divano. Al che toccherà di nuovo la Presidente del Consiglio per la replica, la quale sarà completamente diversa dal tono del discorso iniziale, tanto quello era preciso e istituzionale, quanto la replica, dopo aver ascoltato la sinistra, sarà un insieme di sentimenti spinti fino all'eccesso: fastidio, puntiglio, inquietudine, sarcasmo, brevi increspature corte e furiose che faranno della fisionomia della Presidente il luogo di un conflitto tra mille correnti contrarie. Tanto che domani state certi che Repubblica farà il solito pezzo con ChatGPT sulle faccine della Premier e la commedia dell'arte, una pacchia veloce per il giornalista pigro. E qua mi fermo, ma l'articolo divertentissimo di Salvatore Merlo sul Foglio di quest'oggi prosegue, chiudendo con l'Andreas Version: UNIFIL, mandata dall'ONU nel sud del Libano per garantire che procedesse un processo di pace tra Israele ed Hezbollah, non si accorgeva che a pochi metri da sé le truppe filo-iraniane continuavano indifferenti ad accumulare razzi e a scavare tunnel verso Israele. Al che Israele, volendo colpire gli armamenti accumulati sotto gli occhi delle truppe internazionali di interposizione, oltre che i combattenti in servizio attivissimo di Hezbollah, si è fatto scappare qualche colpo verso le più che adiacenti postazioni UNIFIL. Proteste diffuse e sacrosante, perché è assai disdicevole mettere a rischio la vita di chiunque, perfino quella dei guardoni travestiti da ONU. Le vostre meditazioni, certo, anche su questo. Devono tornare a casa i nostri soldati? Dovevano tornare a casa già qualche decennio fa i nostri soldati? Se siete nuovi ascoltatori, approfittate di questa bella idea. Dite il vostro parere inviando un WhatsApp, anche audio o video se volete, al 340 6709 659 6709 659 e io più tardi ve lo leggo. Intanto siamo alle 8:17, signori, e andiamo a fare un giro, dai, passeggiamo lentamente sul quotidiano La Verità, che proprio all'entrata, pagina 2, pubblica l'intervista al grandissimo Alberto Gusmeroli, che presto terrà una tesi di controinformazione proprio su questo. Stellantis non dice nulla su progetti e investimenti, sa solo chiedere soldi. Il presidente della commissione che ha audito la D: gli italiani usati per coprire le perdite del gruppo. Se siamo qui è colpa del Green Deal voluto dalla sinistra. Pagina 2, quotidiano La Verità, intervista al grandissimo Gusmeroli. Onorevole, come presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, lei era seduto accanto a Carlo Tavares quando fu audito, senza ovviamente poter ribattere o esprimermi in quanto presidente col collega del Senato. Ero l'arbitro dell'audizione. Motivi di Galateo istituzionale, ora però, come direbbe lei, ne ha facoltà. Audizione lacunosa. Che cosa è mancato? L'auto, dice Gusmeroli, è un settore strategico. Intorno ad essa si struttura una filiera fatta di indotto, componentistica, rete e vendite. Mi sarei aspettato l'illustrazione di un piano industriale, almeno in termini essenziali, un po' di chiarezza su progetti e investimenti per i siti produttivi italiani. Il trend occupazionale e produttivo è preoccupante in Italia. Che in numeri significa almeno 14.000 posti di lavoro persi da Stellantis in 10 anni, meno 35% di produzione nel 2024. A oggi soltanto 400.000 le unità prodotte, nonostante i 950 milioni di incentivi pubblici. E qui io mi fermo naturalmente, ma acquistate quest'oggi il quotidiano La Verità, che dice davvero la verità. Tavares prima batte cassa e dopo ci ricatta, si scrive nella pagina successiva. Il dirigente di Stellantis, che pochi giorni fa in Parlamento ha sollecitato nuovi incentivi, ieri ha detto che non può garantire i livelli occupazionali. Avete capito bene, il gruppo pretende altri soldi dagli italiani, mentre la procura sequestra 75 milioni agli Elkann accusati di evasione. La D
Se i cinesi prendono il 10% del mercato europeo, questo significa 7 fabbriche e costruttori europei devono chiudere o dare al dragone. Le regole di bilancio di Bruxelles e la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica rendono i sussidi alle auto un lusso ingiustificato. Così si scrive quest'oggi sul quotidiano La Verità, mentre Salvini, come vi dicevo, chiede un'operazione verità sui miliardi incassati dall'azienda. Il leader della Lega, utili per i manager e tagli dolorosi qui. Questo è uno scandalo. Il numero uno di Stellantis Tavares prima chiede altri incentivi allo Stato per vendere le sue auto, poi minaccia nuovi licenziamenti. Ieri al Salone di Parigi, intervistato da Radio RTL, il manager portoghese ha fatto sapere che non esclude tagli al personale in futuro se questo servirà a rilanciare il colosso di cui è alla guida. Non scarto nulla. La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti, ha detto, passa attraverso tante altre cose, immaginazione, intelligenza, innovazione, che è quello che stiamo facendo. Le dichiarazioni di Tavares non sono state gradite dal mondo della politica. Tra i primi a criticare duramente le posizioni del manager c'è stata la Lega, guidata da Matteo Salvini. Le ennesime sconcertanti dichiarazioni di Tavares su possibili licenziamenti rendono ancora più urgente e attuale l'operazione Verità sui miliardi pubblici incassati da Stellantis, si legge in una nota del partito di Via Bellerio. Si tratta di fiumi di denaro che per le decisioni del gruppo hanno prodotto utili per i manager, investimenti all'estero, tagli dolorosi in Italia. È uno scandalo che faremo emergere in tutta la sua grandezza. La D e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. Così Matteo Salvini quest'oggi sul quotidiano La Verità. Sì, questa cosa è gravissima, che la boccia simulava la gravidanza. Si metteva un cuscino sopra la pancia. Posso piangere? Non posso neanche piangere perché poi qui va tutto in cortocircuito, la tastiera. Un ex della boccia simulava la gravidanza. Se ne parla a pagina 6 del quotidiano La Verità. Un uomo che ha avuto in passato una breve relazione con l'imprenditrice si metteva un cuscino sopra la pancia. Tutti lo sapevamo, ma la secondavamo. A me diceva che voleva entrare in politica, destra o sinistra, per lei era uguale. Un giorno voleva entrare a casa mia a tutti i costi. Mia madre scese a dirle che non c'ero, mentre io me ne andavo da una uscita secondaria. È successo anche a me qualche volta, mi ricordo, vabbè, lasciamo stare. Perché il ministro non l'ha compresa subito? Io già il giorno dopo il nostro primo incontro fui obbligato a farla scendere dalla macchina in autostrada, sempre parla l'ex fidanzato, per un breve periodo. Intanto i carabinieri vanno al ministero per acquisire ancora documenti su questo caso. Gli investigatori vogliono verificare quanto ha scritto San Giuliano nel suo esposto e sono sicuro che voi siete molto curiosi di questa cosa, tant'è che io la mollo assolutamente, ma faccio un giro sul giornale più amato dopo Repubblica, il quotidiano La Stampa. Perché? Perché qui si parla dei primi migranti in Albania, sono soltanto 16, ma sono deportati. Questo è il titolo principale del quotidiano La Stampa, subito a pagina 2, primi migranti in Albania, l'Unione Europea benedice l'accordo, può essere un modello. Sono egiziani e bengalesi partiti dalla Libia, resta il nodo dei paesi considerati sicuri. Sulla Libra solo 16 degli 80 salvati in 2 operazioni, donne e minori portati a Lampedusa. Quindi quelli che vanno lì saranno i più cattivi? No, perché? Nelle celle dei disperati, scrive a pagina 3 del quotidiano La Stampa Niccolò Zancan, letti ancorati al pavimento, grate sopra le teste, telecamere e cancellate come in un carcere. Il limbo dei richiedenti asilo con tute nere, avvocati d'ufficio
e lo spettro del rimpatrio. Solo qualche riga di Niccolò Zancan, perché non voglio impaurirvi troppo. Letti a Castello sono ancora al pavimento, anche i tavoli, anche le sedie, tutto ancorato al pavimento, non ci sono prese di corrente, solo ingressi USB per i telefoni per ragioni di sicurezza. Il sole picchia, il centro è vuoto, comunque finirà questa missione italiana d'Albania, non lo vedremo mai più così. Quanto sono grandi le celle? 6 metri per 2,50, cioè 4 persone in 12 metri quadrati. E cosa mangeranno? Porzioni di cibo monouso a pranzo e cena preparate da una ditta esterna albanese. Secondo me vanno a controllare anche la ditta che cosa fanno da mangiare, cosa ci mettono dentro. Telecamere, sensori per il calore, megafoni elettronici stanno su ogni caseggiato per le comunicazioni del campo. Per arrivare qui, nel cuore d'acciaio di questa struttura, bisogna superare la prima cancellata, fiancheggiare i prefabbricati riservati al corpo di guardia e ai dipendenti, quindi passare un altro cancello blindato. Signore e signori, doppia gabbia. Questa è la parte riservata ai richiedenti asilo, dice il comandante della polizia Massimo Scannicchio, e dentro la seconda gabbia, ecco la terza, si riconosce perché ha le grate anche al cielo, è tutta chiusa, le porte blindate sono comandate a distanza con codici digitali. Quella è la parte per chi non avrà ottenuto la protezione internazionale. 3 mesi per rimandarli indietro, che possono diventare al massimo 6 con una proroga, e poi, se non riuscirete a rimpatriarli, cosa succederà? Questa è la domanda che suscita il maggiore imbarazzo. È come se sottintendesse un fallimento, perché allora i respinti dovranno essere accompagnati in Italia, da una sponda all'altra dell'Adriatico, per poi essere abbandonati al loro destino. Non ci sono altre possibilità. Lo ripetono tutti, i migranti che verranno qui non potranno circolare liberamente in Albania. E quindi qua mi fermo, perché siete sconcertati, lo so, però dobbiamo cercare, devono essere rimpatriati, altrimenti dopo qualche mese lì ritornano qui. Che cosa cambia? Cambia che lanciamo un messaggio importante: che non possono arrivare qui direttamente a farsi la vacanza. Se venite qua e non avete assolutamente nessun motivo per venire qua, dovete passare da là. E questo forse un pochettino riesce a fargli cambiare idea. L'intervista a Edi Rama, pagina 4, un'operazione sulle spalle dell'Italia, ma i nostri agenti sono pronti ad intervenire. Siamo sul quotidiano La Stampa, pagina 4, parla il premier albanese. L'accordo con Roma non c'entra con l'adesione all'Unione. C'è chi dice che accettare i centri è condizione per entrare nell'Unione Europea, no ai ricatti. Questi migranti che arrivano sulle nostre coste sono esseri umani. L'accordo con l'Italia garantirà un meccanismo sicuro e conforme alle procedure, in una parola, umanitario. E di Rama, l'europeo. Il premier albanese è in tour, prima a Berlino per il vertice sui Balcani occidentali, poi a Lussemburgo per discutere nuovi capitoli dell'adesione del suo paese all'Unione Europea, mentre i migranti trasferiti dall'Italia si dirigono verso l'Albania e non vuole sentire parlare di diritti violati. La prima nave di richiedenti asilo in arrivo domani al porto di Schengen. Che impressione le fa un'imbarcazione carica di migranti dall'Italia che sbarca sulle coste albanesi? Nessuna differenza rispetto a quella che mi fa da anni quando guardo in TV gli sbarchi a Lampedusa o altrove. Gente in cerca di una nuova vita che probabilmente ha pagato carissimo i trafficanti il prezzo di un viaggio pericoloso. Sono esseri umani che devono essere accolti, registrati e sistemati in centri d'accoglienza costruiti secondo gli standard europei, per poi passare l'iter procedurale della richiesta d'asilo in Italia in condizioni sicure e corrette dal punto di vista umanitario. Tutto un lavoro che sarà svolto dalle autorità italiane. Per ora saranno pochissimi, una quindicina. Lei ha detto in un'intervista a Reuters che bisogna ancora verificare se il modello Albania funziona. Cosa intende? Teme sia un flop? Ho detto una banalità. Ogni nuovo modello va testato, dice Rama. Non vedo nulla da temere, forse anche perché non siamo coinvolti nella fattibilità di questa operazione, che, ripeto, è sulle spalle dello Stato italiano. Quali criticità possono nascere?
non mi sento di fare speculazioni. Gliele suggerisco io, il giornalista della Stampa. Oggi le autorità italiane hanno detto che se dovesse verificarsi un'epidemia nel centro, un incendio o se qualcuno scappasse, c'è un accordo con l'Albania per attivare le vostre forze dell'ordine, polizia locale, ospedali, vigili del fuoco. Quanto siete coinvolti? Certo, accadrà così come dice lei e non sarebbe neanche una novità questa operazione perché collaboriamo da tanti anni con l'Italia a tanti livelli che riguardano la sicurezza, la lotta contro i traffici, la criminalità, la giustizia. Ci è successo anche di collaborare nel nostro territorio quando ci sono state situazioni di crisi gravissime negli anni 90 oppure ultimamente quando i nostri vigili del fuoco furono i primi ad arrivare dopo il tremendo terremoto dell'inverno di 5 anni fa per salvare vite albanesi rischiando le loro. Così l'intervista quest'oggi sul quotidiano La Stampa, pagina 4, ad Edi Rama, il premier albanese, che poi prosegue naturalmente e più avanti, se fate i bravi, vi leggo ancora qualche sprazzo di intervista. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'Italia si trova in un regime di generale alta pressione, ottobrata con temperature elevate. Al mattino nuvolosità di tipo basso sulle regioni settentrionali nonché sul medio e alto versante adriatico, altrove sole pieno. Nel pomeriggio, salvo per il dissolvimento delle nubi basse, non sono attese particolari variazioni. Continua l'ottobrata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Grazie, ma non dovevi. Sono un regalino per voi, certo, perché Sammy Varin è in diretta dalle 7:30 alle 9:30 da qualche giorno, è il nuovo conduttore della rassegna stampa ufficiale di Radio Libertà. Subito dopo di me alle 9:30 l'editoriale di Giovanni Sallusti e poi arriverà, certo, come ogni volta, quel giorno, il martedì, la scuola di magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini. Non è finita perché Giulio Cainarca ha preparato per quest'oggi uno speciale riservato alla strage di Erba, intervistando gli storici avvocati. Ne parleremo subito dopo Claudio Borghi Aquilini, proprio con Giulio Cainarca nella nuova trasmissione, al posto della rassegna stampa, uno speciale approfondimento quotidiano dal titolo Auto da Fè. E poi ancora Sammy Varin, dalle 11 a mezzogiorno, Il potere al popolo, storica trasmissione che conducevo dalle 13 alle 15, la facciamo un po' prima con le vostre telefonate in diretta, che del resto arriveranno anche tra pochissimo, i vostri WhatsApp, gli artisti e i consiglieri regionali che non mancano mai perché è una trasmissione territoriale. Quella che abbiamo ascoltato invece era musica indipendente, perché ogni mezz'ora Sammy Varin trasmette un artista assolutamente sconosciuto a livello nazionale. A volte è la prima registrazione, a volte è già da anni che l'artista canta e si fa conoscere nel proprio territorio. Qui siamo in provincia di Pisa perché Patrizia Carlotti è la cantautrice e interprete della provincia di Pisa. Patrizia Carlotti è appena uscita con un nuovo album, È tempo che, la canzone che abbiamo sentito questa mattina, e l'album si chiama Helios. Figlia d'arte, il padre componente di una nota band toscana di ballo liscio, lei da sempre immersa nella musica, un album da scoprire se vi piace il bel canto della musica italiana senza riverberi, autotune, eccetera, eccetera. Noi queste cose non le mandiamo. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, certamente WhatsApp al 340 6709 659, ne stanno arrivando tantissimi e vi ringrazio, tra poco ve li leggo. Ma intanto, me l'avete richiesta, certo, ci sono anche le richieste dei quotidiani qui. Non richiedete musica, richiedete notizie, soprattutto quelle che non girano sugli altri canali. La Verità, pagina 11, la resa dei conti. Illegale imporre Green Pass al lavoro. Un giudice demolisce la consulta. Vittoria per un dipendente di MPS, sospeso perché non voleva mostrare il certificato. Dichiarato illegittimo il suo allontanamento e oggi la Corte Costituzionale tratterà dell'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine. Probabilmente lo ricorderà anche più tardi in Scuola di Magia il nostro Claudio Borghi Aquilini. Partita la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, scusate, proprio oggi pomeriggio, le audizioni delle società italiana di pneumologia, medici di medicina generale, contiamoci, insomma, si dicono cose che rimangono poi, vedi, soltanto sul quotidiano La Verità. E intanto è l'unico giornale a parlarne quest'oggi. Maddalena Loi scrive: c'è una ragione per la quale è importante continuare a raccontare come sono andati a finire i tanti procedimenti giudiziari avviati contro l'imposizione del vaccino anti-Covid e del Green Pass. Se infatti negli Stati Uniti, grazie alla commissione d'inchiesta del Congresso e alle azioni nei tribunali, già nel 2021 i cittadini hanno potuto sapere che Anthony Fauci aveva omesso di dire la verità sulle origini del virus e sull'efficacia di vaccini e mascherine, i tempi rilassati della giustizia italiana hanno consentito di relegare in un cono d'ombra e di reticenze la verità storica, politica e scientifica degli anni pandemici. Le proteste dei cittadini continuano.
Oggi alle 18:30 un comitato si riunirà a Treviso per ricordare come Giorno della Vergogna la data del 15 ottobre 2021, quando fu istituito l'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, ma è attraverso le recenti sentenze dei tribunali che la giustizia italiana sta pur lentamente ristabilendo la verità della gestione pandemica. È il caso, ad esempio, della causa intentata e vinta in primo grado da GP contro il suo datore di lavoro, il Monte dei Paschi di Siena, che gli aveva impedito di lavorare in assenza di Green Pass, privandolo dello stipendio dal 17 dicembre 2021 al 2 maggio 2022. Aveva imposto la banca a partire dal 2 novembre 2021 l'obbligo di rientro in presenza del personale collocato in smart working. Il 17 dicembre 2021 il dipendente era tornato nella sede napoletana di Montepaschi per riprendere servizio in presenza, ma gli era stato negato l'accesso per mancata esibizione della certificazione verde. Il dipendente, non volendo ottemperare all'ordine ritenuto illegittimo e non volendo sottoporsi a vaccinazione, pur mettendosi a disposizione dell'azienda, era stato considerato assente e ingiustificato dal lavoro per 5 mesi. Rappresentato dall'avvocato Olga Milanesi, ha fatto causa. Il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Siena gli ha dato ragione nella pronuncia emessa venerdì scorso, la prima a favore di un dipendente privato e nei confronti di un datore di lavoro privato. Le precedenti pronunce di accoglimento erano ordinanze cautelari o sentenze su dipendenti pubblici o medici che avevano fatto causa alle ASL o ai rispettivi ordini di appartenenza. Così se ne parla a pagina 11 del quotidiano La Verità. Vediamo un po' che succede con i vostri WhatsApp. Ogni volta che apro qui me ne compaiono a decine. Buongiorno Sammy, ho qualche dubbio che le banche verranno toccate, specialmente quella che offre il 5% ai parlamentari sul conto corrente. Stamattina mi sono svegliato pessimista, scrive Giovanni da Bergamo. Carlo Tavares ha detto che non vuole i soldi del governo, ma che il governo dia i soldi agli italiani per comprare le sue auto. Ma che bravo questo dirigente! Non sono proprio sicuro di sta cosa. Unifil non si accorge che Hezbollah agisce indisturbato e finisce lì. Le forze dell'ordine in Italia non si accorgono che la malavita organizzata agisce indisturbata, ma non disdegnano di multare i contribuenti. Buona giornata. Mamma mia, dai Ramones di qualche giorno fa, lo so, si passa da un estremo all'altro, assolutamente sì, ma ragazzi, il bello è proprio cercare di trasmettere la musica che non c'è. Poi i Ramones arrivano ugualmente. Sammy, un errore continuare a vendere privatizzando quote di società ancora a maggioranza pubblica come Poste, Eni, Enel, che danno buoni dividendi allo Stato, che siamo noi, popolo bue. Giorgetti dovrebbe ricordare gli effetti del Britannia con integerrimi ciampi Prodi Draghi, che con la scusa di ridurre il debito pubblico svendevano i gioielli di Stato creati con i sacrifici fatti dai nostri nonni e padri alle fauci famelici delle banche d'Italia, ai fondi soprattutto USA. Una vergogna che purtroppo al pilota automatico impostato da oltreoceano vuole che si continui a depredare quello che rimane della ricchezza mobiliare e immobiliare prodotta con sudore e fatica dai nostri nonni e padri, tra le più alte al mondo, di circa 10.000 miliardi. Caro Gianni, vediamo che succede. Oggi sapremo qualche cosa di più. Assolutamente sì. Intanto però torniamo certamente. Cosa mi richiedete? Richiedetemi il quotidiano preferito whatsappando al 340 6709 659. Attenzione, se non me lo richiedete, io vado sul Corriere. Catasto e tagli ok del governo, il titolo principale. All'interno un decreto per le pensioni, contributo dalle banche. Possibile l'aumento delle pensioni minime. Oggi via libera alla manovra, trattativa con gli istituti. Cosa potrebbe accadere? Guardate qua, cuneo fiscale. Il taglio diventerà permanente. Spesa, minori uscite dallo Stato centrale, altri 3 miliardi. Statali, pubblico impiego, fondi per il rinnovo dei contratti. Sanità,
maggiori risorse per i medici e 30.000 assunzioni. Le misure in cantiere, ristrutturazioni, bonus casa verso la conferma della quota 50%. Fisco, un contributo extra da istituti e assicurazioni. Autonomi, flat tax fino a 100.000 euro, serve la copertura. Previdenza, possibili aumenti per 2,5 milioni di pensionati. Beh, insomma, non mi sembrano notizie così terribili. La linea di Meloni sul catasto, la revisione delle rendite giusta, più tagli ai ministeri. E insomma, l'avete capito, se vi siete rimessi a nuovo la casa con il bonus 110%, la vostra casa acquista un valore maggiore e quindi una rendita maggiore e quindi pagate più tasse, devo dirvi tutto quanto. Prima nave verso i centri in Albania, l'opposizione attacca, soldi buttati, materassi impacchettati, abiti puliti, pasti precotti nei blocchi dei migranti. Ancora il Medio Oriente con un raid su un ospedale a Gaza, in Libano bombe sui cristiani, zuppi a Mosca, dialogo umanitario. Ormai dobbiamo sperare in zuppi. Giuli va avanti e nomina Spano, scelto un braccio destro bipartisan. I silenzi nella maggioranza sul nuovo capo di gabinetto, insomma non sembravano tanti silenzi leggendo la verità. I Provita però protestano, è legato al PD. Il dossier sui conti bancari, ora tra gli spiati si valutano i ricorsi. Bari, indagata formalmente anche Banca Intesa San Paolo, l'Istituto Procedure Accurate, la nostra denuncia nei tempi. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, inchiesta Covid, in Lombardia cade l'accusa contro Gallera, l'ex assessore alla sanità della Lombardia Giulio Gallera e l'ex direttore generale welfare Luigi Cagliazzo si attivarono per scongiurare i rischi derivanti da un evento imprevisto e imprevedibile come la pandemia da Covid nel 2020 che ha provocato letali conseguenze in ambito mondiale. Lo scrive il GIP di Milano nel decreto con cui archivia le accuse di rifiuto d'atti d'ufficio nei confronti del politico e del tecnico di Regione Lombardia. Ancora segnalazioni, siamo sempre sul quotidiano Il Corriere. Conte o Grillo, scelgo sempre il Movimento 5 Stelle, basta personalismi, a parlare è l'Appendino. E ancora l'eredità e l'imbarazzo, il fantasma di Toti nella corsa al centrodestra. Gli esteri, Marina alla sbarra, nessun imbroglio, si allontana l'Eliseo, aperto a Parigi il processo per irregolarità nell'uso dei fondi europei. Lei rischia 10 anni di ineleggibilità. Proseguiamo ancora all'interno del quotidiano Il Corriere, la terribile notizia del ragazzo, si spara a 15 anni con l'arma del papà, Leonardo era bullizzato a scuola. Ancona, i genitori avrebbero incontrato oggi il preside, la madre lo hanno voluto distruggere. Ma ci fermiamo un po' più avanti. Andiamo fino a pagina 21 del Corriere per parlare della caccia ai cervi. La caccia ai cervi con le tariffe. Novità dell'ultima ora? Lo pensavate, ma certo. Il Consiglio di Stato dice no e blocca per ora i fucili. Abruzzo, la deputata Brambilla, abbattimento ingiustificato. Insomma, un doppio colpo di scena nel giorno in cui da calendario sarebbero dovuti iniziare gli abbattimenti selettivi di 469 cervi in Abruzzo, con tanto di tariffario per i cacciatori abilitati, da 50 euro per ogni piccolo abbattuto a 250 euro per un maschio adulto. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto ieri la richiesta delle associazioni e fermato la delibera della Regione fino al prossimo 7 novembre, quella stessa sospensiva che solo pochi giorni fa le associazioni si erano viste negare dal TAR. Una decisione accolta con grande soddisfazione dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente di Leida. Il decreto riconosce che vi sono i presupposti di necessità e urgenza
per sospendere la validità dell'atto. C'è ancora tempo per far valere le ragioni di chi, come me, ritiene ingiustificato l'abbattimento di quasi 500 cervi. L'intervista poi prosegue, ma c'è anche di spalla quella a Franz Di Cioccio. La carneficina è rimandata, ora si mobiliti l'intero paese. Il frontman del gruppo della PFM parla difendendo i poveri cervi. E qui ci fermiamo per qualche minuto. È tempo di Qui Parlamento con la parola a Giulio Centemero. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Beh, ragazzi, questo è un grande, eh. Questo è un grande Tommy Emmanuel, è il gigante australiano della chitarra acustica, forse il migliore, eppure certificato, inimitabile per la sua tecnica del picking, il pizzicare le corde unite ai ritmi eseguiti direttamente sul corpo della chitarra. Ve ne siete accorti? Roba buona, con 27 milioni di visualizzazioni, questo pezzo Classical Gas di Tommy Emmanuel. Ogni tanto stracciamo anche la regola, musica indipendente sì, ma ogni tanto qualche nome è ben importante, ci vuole. 2 minuti dopo le 9, buongiorno, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale sulle frequenze di Radio Libertà. Siamo sul canale 252 del televisore, lo sapevate? Siamo sulla banda DAB dell'autoradio, cercateci sulla vostra autoradio. Siamo sul sito radiolibertà.net, che è anche un sito di controinformazione. Siamo sulla app di Radio Libertà che potete scaricare sul vostro cellulare. Ma siamo anche in diretta con voi, già. Tanti WhatsApp al 340 6709 659 e se volete anche in diretta da questo momento chiamando 0292 94 7222. Mentre vi porto sul quotidiano Il Giornale, che apre svolta sugli sbarchi migranti in Albania, rivoluzione Meloni, ma anche l'accanimento su Berlusconi, riaperto il processo Rubiter
e l'editoriale di Gaetano Quagliariello, La guerra democratica. Il calcio in Italia, non certo da ora, è il più potente veicolo di trasmissione della cultura popolare. I sociologi la chiamano cultura bassa per distinguerla da quella espressa da intellettuali e classi dirigenti. Ieri la nazionale italiana ha giocato contro Israele. Alla vigilia dell'incontro il commissario tecnico Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attuale situazione in Medio Oriente. Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra, ha dichiarato, e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più. L'affermazione ha suscitato qualche polemica. A noi però non interessa se Spalletti nel merito abbia ragione o torto. Quel che conta è che implicitamente ha attestato che in Israele vige una connessione tra guerra e democrazia. Non avrebbe potuto svolgere lo stesso ragionamento, giusto o sbagliato che esso sia, se l'Italia l'avesse incontrato in Iran o con la Russia. A livello di cultura diffusa la compatibilità tra guerra e democrazia è un'acquisizione che data solo dallo scorso secolo. Prima non era affatto scontata. Quindi, secondo Gaetano Quagliariello, è sì una guerra, quella di Israele, ma una guerra democratica. E intanto alla fine com'è finita sta partita? A Udine finisce 4-1, cecchini sui tetti e odio in piazza per Italia-Israele, scrive Matteo Carnielletto sul quotidiano Il Giornale. Una partita particolare, blindata al di là dei confini del calcio. Sul campo di gioco Italia e Israele cercano la normalità. Intanto abbiamo aperto le linee. Chi vuole parlare con Sammy Varin 029294 7222, mentre WhatsApp a go. Sammy, penso che questo centro in Albania serva per far sì che l'Italia non sia più considerata il Bengodi per i trafficanti. Allo stesso tempo mi auguro che l'Italia sia sempre aperta a coloro che scappano da fame e da guerre, in particolare donne e bambini. E in effetti, caro ascoltatore, donne e bambini arrivano subito, immediatamente nel nostro paese. Gli uomini, quelli che non hanno nessun problema, nessuna malattia, nessun, vanno in quel centro in Albania, nell'attesa naturalmente che si capisca se hanno diritto a protezione internazionale oppure no. Ciao Sammy, ma secondo te perché agli italici disonorevoli è garantita una rendita sul conto corrente? Vedi agli italici disonorevoli che non ci crede più nessuno. Attendiamo la separazione consensuale. Ah, tu parli degli onorevoli che hanno il 5% e sta sempre lì a pensare male. Ciao Sammy, mi richiedono il secolo d'Italia. Parlano tanto di soldi buttati per i centri in Albania, senza vergogna. Non ricordano i soldi dei banchi a rotelle, i monopattini, eccetera. Ma Pietro, i monopattini sono stati una bellissima liberazione, sì, nel senso che ogni tanto ne moriva qualcuno, non scherziamo. La Brambilla è un parlamentare che di gestione faunistica non comprende nulla, è una spesa per lo Stato, scrive Mauro Filosofo. 029294 7222. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Prego. Io ti volevo dire questo, a parte appunto il messaggio che hai letto, che è sempre lo scopo di questi qua, solo che appunto Giorgetti, dato che sua mamma era una operaia tessile e suo papà un pescatore, e quindi che facevano una professione più che nobile, se ha imparato, e credo di sì, dai suoi genitori, l'ha detto anche a Pontida, e allora bisogna cercare di dare un po' un taglio e cambiare un po' registro, perché non si può vendere continuamente quelle quote che sono rimaste delle società, appunto come ti avevo detto Eni e nelle compagnie cantanti che l'hanno costruita ai nostri vecchi con i soldi dei sacrifici e darle in mano poi alle multinazionali. E così anche per esempio il CNEL di Brunetta, del signor Brunetta, che non serve a un tubo, eliminare immediatamente quello, diminuire i prestiti, i soldi della Corte Costituzionale che costa più di 50 miliardi, il doppio di Karlsruhe,
e dare un bel taglio anche al Quirinale. Bisognerebbe anche quel signore lì togliersi il disturbo, perché è quello che fa danni a non finire, il Quirinale. Grazie. Ce n'è di lavoro da fare, ce n'è come. Ancora chiamate in diretta e senza filtro, e l'avete capito che il filtro non c'è, 0292947222, c'è soltanto un po' di ritmo chiaro per prenderne il più possibile. Pronto? Pronto, sono io. Buongiorno. Ciao Varin, ti porterò i dobloni di cioccolato, così sei contento. Ah, mi piacciono, sì. Così, guarda, certo che l'Italia è veramente un paese marcio, c'è del marcio in Italia, per parafrasare Shakespeare, ma in Italia, bene o male in tutto l'Occidente, ma parliamo dell'Italia, bisogna stare veramente attenti, perché per esempio c'è un'emergenza sanitaria che riguarda l'ambito psichiatrico, che è veramente emblematica. In televisione fanno solamente vedere psichiatri, sembra che sia il paese dei matti questo. Ma guardate bene che quando si entra in psichiatria non si esce più, cioè devono chiamare veramente il Presidente della Repubblica e il Ministro del Consiglio perché vi tirino fuori. È solamente la merda dell'ebreo, dovete stare molto attenti. Grazie perché caro, guardate, assolutamente finisce male. sì, gli psichiatri sono ormai una moda esasperata, al di là poi delle convinzioni personali sbagliatissime che avete, ma non è che si sta abusando un po' di psichiatri, o forse ne abbiamo sempre più bisogno perché quello che sta succedendo è grave, sempre più grave, e non sappiamo più a cosa, a chi attaccarci. 0292947222, il secolo d'Italia apre quest'oggi con da Lampedusa all'Albania. La Marina Militare trasferisce i primi migranti, e in primo piano una bellissima nave che porta i clandestini. L'editoriale di Adriana De Conto: parte il progetto Albania. È salpata da Lampedusa la nave pattugliatore Libra della Marina Militare con a bordo i primi migranti destinati ai centri predisposti in accordo tra i governi italiano e albanese. I migranti a bordo sono provenienti da Egitto e Bangladesh. Si tratta di naufraghi intercettati e soccorsi in acque internazionali dalle autorità italiane. Sulle persone da trasferire soccorse in mare è stato fatto un primo screening a bordo del pattugliatore per verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza a paesi sicuri, maschi, non vulnerabili. È il ministro dell'Interno Piantedosi che cura questa iniziativa. La scorsa settimana sono diventati operativi i centri di Schenghine e Giaitere che dovranno accogliere i migranti trasferiti. In base al protocollo firmato dalla Premier con il suo omologo albanese Edi Rama, i richiedenti asilo otterranno una risposta entro 4 settimane. Se il responso sarà positivo, verranno trasferiti in centri di accoglienza in Italia, altrimenti verranno rimandati al loro paese di origine. Una procedura rispetto a quelle previste fino ad ora notevolmente accelerata. A esaminare le richieste sarà la commissione che fa capo alla prefettura di Roma. I colloqui avverranno in collegamento video tra Italia e Albania. Un'ottima notizia, commenta il senatore di Fratelli d'Italia Marcheschi. In tempi record è stato allestito e reso operativo un sistema innovativo studiato da altri paesi europei per la gestione del fenomeno migratorio. No, mi piace soprattutto questa cosa. Se il responso sarà negativo, verranno rimandati al loro paese di origine. Quindi arriva di nuovo la navicella pattugliatore, li riporta ma se invece scade il tempo, che succede? È vero che vengono portati e mollati in Italia? Questa è una domanda con 3 punti interrogativi che teniamo per i prossimi ospiti politici. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, sono Graziella da Gallarate, ciao. Guarda, un plauso grande a santo cielo, il signore di Genova, perché sottoscrivo quello che ha detto, tutto, è il Vangelo quello che ha detto. Il Vangelo secondo Gianni da Genova. Sì, Gianni da Genova, bravo. E grazie a te per la conduzione, guarda, sei molto bravo. Grazie Sammy. Ma che?
Grazie a te che ci ascolti. Ciao. Su cosa? Ciao, Su cosa? No, pensavo che ci fosse qualcosa di particolare che volevi commentare, qualcosa che... Ma guarda, insomma, anche le brutte notizie le dici in un modo spumeggiante È che vero. non mi rattristano troppo come invece purtroppo insomma Mi fa dovrebbero piacere. rattristare. Mi fa Sei piacere. molto leggero, guarda, davvero. Eh, Grazie Sammy, sei Grazie. proprio bravo. Grazie Ciao. del complimento. Mi sento leggero e sto svolazzando per lo studio. Dai, chiamate, forza 0292947222. Abbiamo una manciata di minuti prima delle 9:28 quando ci collegheremo con Giulio Cainarca perché ci ricorderà lo speciale sulla strage di Erba che andrà in onda quest'oggi dopo la scuola di magia del senatore Borghi Aquilini. Importante perché, ragazzi, si fa il punto su cosa sta succedendo, su cosa potrebbe ancora accadere o su cosa magari non accadrà assolutamente mai perché vogliono chiudere questa storia. Ne abbiamo parlato fin troppo della strage di Erba, è vero? Siamo stati i primi a dire che quei due non c'entravano niente. Avvenire, solidarietà sulla carta, titola il quotidiano di ispirazione cattolica. Mattarella a Milano ricorda che il valore è alla base della Costituzione e elogia i volontari. Partito il pattugliatore della Marina con i primi 16 migranti destinati ai centri in Albania. Scontro Meloni e opposizioni sugli 800 milioni per l'operazione. Von der Leyen dice bene soluzioni extra europee. Il Consiglio dei Ministri, il governo tenta il blitz. Oggi subito l'esame della manovra. Blitz del governo. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi ci sarà, insieme al documento di bilancio per l'Unione Europea, anche la legge di bilancio e il decreto fiscale collegato per quello che si annuncia nel comunicato di convocazione a Palazzo Chigi, almeno come un primo esame da parte della Premier Meloni e dei ministri del testo messo a punto da Giorgetti. Siamo sempre sul quotidiano Avvenire. L'alt a Israele spacca l'Unione Europea. Raid sull'ospedale a Gaza. I ministri degli esteri d'Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna esprimono profonda preoccupazione per i recenti attacchi dell'esercito israeliano alle basi UNIFIL che hanno ferito diversi peacekeeper. Dopo la ferma presa di posizione del governo italiano si schiera anche l'Unione Europea, tuttavia si spacca sulle richieste di embargo alle armi promosse dalla Spagna. Mentre Israele prosegue la campagna a nord, nuovo raid tra le tende di un ospedale della Striscia. 0292947222 per entrare in diretta qui su Radio Libertà. Pronto? Buongiorno signor Sammy, Lisetta. Come là? Nuovo orario. Ci siamo, ben trovata. Nuova partenza. Allora, ci sentiamo più mattinieri anche noi. È vero. Allora, senta, io volevo parlare sulla guerra in Israele. Allora, signor Sammy, io noto una serie di silenzi, sia oggi sia in passato, cioè quando Israele ha subito attacchi terroristici e quando si sapeva, secondo me, che Hamas stava preparando il crimine orrendo del 7 ottobre. Il piano genocida contro gli israeliani era noto, mi sembra, no? Esplicito, ma nessuno lo ha condannato. Oggi sotto attacco diretto e per 2 volte anche dall'Iran e sul diritto di legittima difesa di cui la comunità ebraica è tornata a compattarsi. Gli aggressori hanno scritto e dichiarato di voler cancellare Israele, signor Sammy, e Israele con la sua reazione ha risposto che vuole continuare a vivere. Io la saluto e buona giornata. Grazie, benvenuta naturalmente nella parentesi mattiniera di Sammy Varin. Io ero in onda dalle 13 alle 15 fino alla scorsa settimana, adesso vi tengo compagnia la mattina presto, mentre dalle 13 alle 15 è arrivato il collega Pierluigi Pellegrin. Ancora a venire, perché non ne parla nessuno, signori, che ieri è partito il G7 sulla disabilità. Si parte in un clima di festa. Locatelli, la storia ci dà un'opportunità. Ieri ad Assisi l'apertura del vertice dei grandi del mondo, dedicato per la prima volta a una parte della popolazione che finisce troppo spesso in coda alle agende. Ministri e rappresentanti da tutto il mondo con disabili, famiglie, associazioni e volontari oggi e domani a Solfagnano per condividere politiche e fare sintesi. L'iniziativa
ora si riconoscano i diritti dei caregiver. Cittadinanza Attiva e l'associazione CARE presentano oggi un manifesto appello alla Camera. I due organismi ne va accreditato lo status anche a chi non vive e a chi non ha vincoli di parentela con la persona assistita. Solo l'Emilia-Romagna si è dotata di una legge ad hoc. Quest'anno sono stati depositati alla Camera 9 disegni di legge destinati a subire un accorpamento. Fatto sta, insomma, lo sapevate? Ieri ad Assisi si è aperto il G7 sulla disabilità. Indubbiamente non esagera la ministra Alessandra Locatelli a definire l'evento storico. Perché però non ne parla nessuno dei disabili? E quando invece ci sono altre categorie le si mette in prima pagina? 0292947222. Pronto? Pronto, buongiorno Semmi, buongiorno dal Veneto, Antonello. Ciao. Quando pronunci il nome Giorgetti mi si rizzano i capelli. Ma sai perché? Perché questo bravo e caro uomo, simpatico uomo politico, deve ancora imparare a esprimersi meglio. Ovvero, anche l'altro giorno avete dato in onda la relazione che fa sul diniego all'aumento delle tasse per quelli che hanno dei figli. Giorgetti dia anche però che bisogna vedere quali redditi non vengono tassati se le persone hanno dei figli, perché ci sono dei pubblici amministratori, per esempio, oltre che dei politici, che pigliano come i notai e i giudici 150.000 euro l'anno, per cui se anche pagassero un po' di tasse e anche loro hanno figli, non cade il mondo. Per cui, caro Giorgetti, esprimiti meglio, non tassiamo i genitori che hanno figli fino a un certo limite di reddito. È giusto, caro Sammy? Ciao. Grazie. Giorgetti, attento a come parli, l'abbiamo capito che ogni parola in più, una in meno, ragazzi miei, è durissima fare il ministro, e poi la posizione di Giorgetti. Buongiorno Sammy, vediamo se Casarini e la Curia avranno lo stesso desiderio di andare a salvare per poi andare in Albania. Secondo me vedrai che saranno meno efficienti, caro Beppe. No, secondo me salveranno e ce li porteranno qua, facendo il giro un po' più lungo. Sammy, per cortesia, chiedi a Claudio Borghi nel programma Scuola di Magia di insistere a recuperare 14,3 miliardi dati alla banda del MES e che la Melona non vuole per non disturbare il manovratore del pilota automatico, come da lui detto qualche settimana fa. Claudio Borghi Aquilini è tra pochissimo alla sua Scuola di Magia alle 9:35, dopo Giulio Cainarca che arriva tra poco per ricordare la sua trasmissione Auto da Fe e dopo l'editoriale del nostro direttore Sallusti. Ancora WhatsApp, siete indiavolati. Riuscirà il Fatto Quotidiano a chiedere scusa a Gallera che ne è uscito pulito? Mi ricordo che scrivevano Galera invece di Gallera. Insomma, dai. Mondo per la disabilità, G7, bene, ma quando ci passa Zelensky per chiedere missili, zitto che gli hai dato un'idea. E poi c'è un WhatsApp audio, rischiamo? Dai, sul cursore, sentiamo. Senni, salutami la Sea-Watch, gli scafisti tedeschi pagati dalla Germania sicuramente per fare questo lavoro, perché non se li portano in Germania? Perché non ci dicono quanto guadagnano per fare questo lavoro? Ecco, questo voglio capire, voglio sapere. Abbasso gli scafisti della Sea-Watch. Grazie caro, sono quelli di Casarini, poi sono stati benedetti anche dal Papa, quindi non si può mica trattarli male. Chiaro che il discorso è che non devono essere gli scafisti a decidere chi entra in Italia e chi no. Ecco, questo almeno deve essere ben chiaro. E questa cosa che vengono accompagnati prima nel centro in Albania, forse un segnale lo darà. Cosa ne pensate? È una meditazione che vi chiedo anche a voi ascoltatori estemporanei che siete passati per caso sul canale di Radio Libertà. Potete inviare un messaggio al 340 6709 659 su questo e su qualunque altro argomento, proprio per
testare il vostro pensiero. Torniamo, certo, ad Assisi, perché il quotidiano Avvenire è uno dei pochi che quest'oggi ricorda che è partito il G7 sulla disabilità. E Assisi non delude mai. Città scelta per aprire i lavori del primo G7 dedicato alla disabilità, simbolo di accoglienza e di pace, parole che ripete con onore fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco, nel suo benvenuto ai ministri dei 7 grandi del mondo: Italia, Canada, Francia, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, ma anche dell'Unione Europea e dei paesi ospiti, Kenya, Tunisia, Sudafrica, Vietnam. Ma c'è qualcosa che rompe la solennità dell'evento istituzionale: la loro presenza. I tanti disabili che con le loro famiglie e i volontari sono stati chiamati tra i protagonisti. E chissà cosa significa concedere un pizzico di spazio a un disabile, sa bene che non potrà mai impedirgli di trasformarlo in festa. 02 92 94 7222. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono il Walter. Oi, Stamattina Walter. non volevo telefonare, ma poi ho sentito dei consigli a Giorgetti. Volevo dare un consiglio a Giorgetti Sì. con anche un aneddoto. Allora, tutte le cooperazioni internazionali che sono sostenute dallo Stato, ti faccio un esempio. C'era un giornalista, Tumulo, che purtroppo non c'è più, che parlava con Giulio, che è in Arca, che su questa situazione ci ha chiarito bene le idee. Ti faccio un esempio che ha riportato Tumulo, pace all'anima sua, era una persona molto sveglia e intelligente. Una cooperazione internazionale italiana, quindi vuol dire soldi italiani che vanno in Africa in questo caso, era riuscita a creare un'azienda agricola che produceva cornetti, il cui costo al chilo tirata la riga era 75.000 euro. Non sto dicendo una balla. 75.000 euro un chilo di cornetti costava. Questa è la cooperazione internazionale nella quale Giorgetti, se ci mettesse da molti soldi, perché la cooperazione è pagata, il volontariato chiaramente no. Questa è una situazione che andrebbe chiarita. Grazie Sammy. Grazie. E quello che sappiamo con certezza è che nelle prossime ore qualcuno si arrabbierà, sicuramente ci saranno dei tagli potenti. Libertà di stampa, l'allarme dell'ordine dei giornalisti, lo segnala quest'oggi il quotidiano Avvenire. Rischiamo di assomigliare più alla Turchia che agli Stati Uniti. E la denuncia del presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti Bartoli, lanciata ieri nella sede della Stampa Estera. Un incontro per lanciare un appello alla politica contro una serie di norme, ha spiegato Bartoli, che soprattutto se coordinate limitano fortemente la libertà di stampa, di informazione dei cittadini di essere informati, e la cui approvazione o possibile non approvazione ci preoccupa. Si tratta delle normative su presunzione di innocenza, divieto di pubblicazione di ordinanze di custodia cautelare, azioni giudiziarie intimidatorie contro i giornalisti, riforma della diffamazione. Questa revisione delle leggi che riguardano l'attività della professione non è organica ed è dannosa, ha aggiunto Domenico Affinito, segretario generale aggiunto vicario della Federazione della Stampa. 02 9294 7222. Pronto? Pronto, sono Giuseppe da Torino. Ciao Giuseppe. Senti, ho sentito fino adesso che Fabio Volo, lo sai chi è, no? Sì. Non ne parliamo, che è. Ha criticato Salvini, ha detto che hanno messo un ministro dei trasporti che non ha mai lavorato in vita sua, e vedete come il servizio della ferrovia è come è ridotto. Grazie caro, salutiamo amaramente Fabio Volo, che insomma è una cosa cicciata e ricicciata, questa di Matteo Salvini, che non ha mai lavorato un giorno. E gli facciamo vedere insomma che è stato dipendente del quotidiano La Padania, e forse lo è ancora di questa Radio Libertà, è stato direttore di Radio Padania Libera con lo stipendietto che potevamo permetterci, e poi
E poi insomma qualche lavoro l'ho fatto, anche perché poi quando entri nella politica, la politica ti prende completamente ed è un lavoro, soprattutto una missione che se fatta bene non riesci più a toglierti di dosso perché la vivi quotidianamente come missione. Ma salutiamo amaramente Fabio Volo. 9:27, certo, ci stiamo per collegare con Giulio Cainarca, perché? Perché tra le novità di questi primi giorni della settimana è certo, Sammy Varin è passato a condurre la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30. Giulio Cainarca conduce la trasmissione subito dopo l'editoriale, tra poco lo avremo qui con noi, liberamente di Sallusti, e conduce una nuovissima trasmissione che si chiama Auto da Fe e che oggi parlerà di Buongiorno a Giulio Cainarca. Non c'è ancora? È in arrivo, lo stiamo cercando. Vi lo posso anticipare comunque. Strage di Erba. Siamo gli unici, siamo i pochi che sostengono dal primo giorno che c'era qualcosa che non andava, che Rosa e Olindo forse, tra parentesi, sono innocenti. Lo diciamo solo noi? No, pian piano poi negli anni lo ha detto anche qualcun altro, ma adesso pare che siamo tutti destinati a topparci la bocca, punto di domanda, e lo saprete subito dopo la trasmissione di Claudio Borghi Aquilini nel pezzo di Giulio Cainarca, Auto da Fe, nuova emissione della nostra radio, in cui avrà come intervistati i due storici avvocati di questa vicenda, e quindi un appuntamento direi da non scordare. Vediamo se riusciamo a recuperare Giulio Cainarca. Se non risponde, nel frattempo arrivano WhatsApp, certo. Muoviamo un pattugliatore per 16 persone da Lampedusa all'Albania, con quali costi? Ma il pattugliatore pattugliava, era già in giro. Io pago sempre il traghetto e non poco, scrive Mau. Giorgetti, difficile lavoro economico, ma pensiamo che ha strettamente lavorato con Draghi senza mai dire bau. Mamma mia, che paura. E intanto abbiamo il nostro condirettore. Buongiorno Giulio. Buongiorno Sammy, grazie, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ti rubo solo un minuto perché volevo introdurre qualcosa che ha molto da fare con la nuova rubrica Auto da Fe, Atto della Fede, ed è una conversazione molto approfondita che andrà in onda oggi e negli spazi di domani, dopo, ma credo anche venerdì a questo punto, perché dedicheremo Auto da Fe tutta la settimana a questa vicenda della strage di Erba. Come sapete, la Corte d'Appello di Brescia ha detto no al processo di revisione, e la domanda di fondo, alla quale cercheranno poi di rispondere gli avvocati con dovizia di particolari anche tecnici, ma è un discorso che capiscono tutti, anche i non avvocati, perché riguarda tutti noi e le nostre libertà attraverso quel caso. La domanda di fondo è: possibile fare un processo senza fare un processo? Cioè senza sentire i testimoni, senza esaminare le nuove prove, e decidendo solo sulla carta che quei due colpevoli devono essere colpevoli per forza e non hanno diritto di difesa? E sono temi che riguardano la libertà di tutti e sono temi che riguardano tutti noi. Per cui partiremo con l'avvocato Diego Soddu stamane alle 10:10, che è il tutore legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e a seguire, tra oggi e domani, ma soprattutto nei giorni prossimi, una lunga, approfondita conversazione dove si esamina punto per punto la sentenza che ha detto no alla revisione, al processo di revisione, con l'avvocato Fabio Schembri. Auto da Fe, quant'altri mai in questo caso? Perché bisogna, diciamo così, fare atti di fede continui per credere che quei due siano colpevoli. E come al solito, Giulio, chi ne parla siamo noi e quasi nessun altro. Sì, questo è vero. Devo ricordare Felice Manti, Edoardo Montolli, Marco Oliva su Tele Lombardia ha fatto un ottimo lavoro di documentazione, e le Iene naturalmente a suo tempo, visto che hanno ripreso in questa stagione con un bel servizio che vi invito anche a guardare sul sito delle Iene, e basta, ed è finita lì. Signori, qualunque sia il vostro pensiero, appuntamento questa mattina, avete sentito, 10:10. Alle 10:10. Qui su Radio Sì. Libertà. Grazie Sammy. Grazie Giulio. Buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a te. Seguite la nuova trasmissione del nostro condirettore Auto da Fe in mattinata. Intanto noi ci fermiamo perché arriva l'editoriale